Superata la fase 1, adesso si sta attuando la fase 2, per poi da maggio transitare alla fase 3. A conclusione di queste fasi, per le quali si chiede tempo e pazienza, l'Italia potrebbe allargare un po' le attuali restrizioni, mantenendo le norme di sicurezza che il coronavirus impone. È notizia di queste ultime ore che i prefetti di tutte le province italiane potranno chiedere la collaborazione delle locali ASL ed avvalersi degli ispettori del lavoro per controllare l'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori. Lo indica la circolare firmata dal capo di gabinetto del Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi, in seguito all'entrata in vigore del decreto Conte del 10 aprile scorso, che contiene misure per il contenimento della diffusione del coronavirus sino al 3 maggio. La circolare del Viminale, inviata ai prefetti, ricorda l'obbligo di rispettare determinate precauzioni nei negozi. In particolare si legge: la circolare sottolinea che è necessario per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Sotto questo punto di vista, Agrigento si sta comportando egregiamente e le immagini parlano chiaramente. Sicuramente si stanno vivendo molti disagi nel fare la spesa, andare in banca, effettuare operazioni alle poste e telecomunicazioni. Tutto sta avvenendo in maniera ordinata e solo in casi sporadici le forze dell'ordine sono intervenute per ripristinare le code e fare rispettare la turnazione. Ma si pensa anche all'estate, in questo caso la fase 3, e al mare. Di certo cambieranno le nostre abitudini. Ecco perché in alcune regioni italiane dove il turismo estivo è grandissima fonte di lavoro, si sta pensando a come adeguarsi e anche ad organizzarsi. Tante le idee, ma anche tanta la confusione. La voglia di tornare a lavorare in questo settore è davvero tanta. C'è chi suggerisce la presenza di uno steward da spiaggia per fare rispettare le misure anticontagio. In questo caso non si tratterebbe di un poliziotto che sanziona, ma di una figura rassicurante con il compito di controllare il rispetto delle regole e dare consigli ai clienti. Accantonata invece la proposta non certo brillante e provocatoria che circolava ultimamente e riguardava la posa di box in plexiglass per gli ombrelloni, poveri bagnanti sotto il clima rovente da spiaggia. E se il cittadino sta cercando di tutelarsela meno peggio, rimane sempre il problema del reperimento delle mascherine. A prezzi alti si possono trovare, ma lo Stato, prima di renderle obbligatorie per tutti, sarebbe fondamentale garantirle, specie in questa delicata fase di ripartenza. Infine, ritornando alle norme da seguire in futuro con attenzione, probabilmente industrie ed aziende dovranno attenersi agli orari differenziati di ingresso ed uscita anche dagli uffici pubblici. Sarebbe questa una delle ipotesi a cui starebbe lavorando il governo in vista del 3 maggio. Non ci resta altro che continuare ad avere pazienza ed attendere ulteriori novità. Ma la soluzione di tutti i mali rimane sempre il tanto sospirato vaccino. A proposito di quest'ultimo, diverse equip di ricercatori si sono mobilitate e sembrano essere vicini alla tanto agognata soluzione finale. È notizia di questi ultimi giorni che molto presto inizierà la sperimentazione. A fine aprile in Inghilterra i test si effettueranno sull'uomo, su 550 volontari sani, con il vaccino messo a punto dall'azienda Advent IRBM di Pomezia insieme con lo INR Institute della Oxford University. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di IRBM Piero Di Lorenzo. Si prevede, afferma, di rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare innanzitutto personale sanitario e forze dell'ordine. Se tutto andrà bene, si passerà alla produzione industriale del vaccino per tutti i cittadini entro la fine dell'anno.